Io sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Se poi vediamo che partiamo da un 2-0, da un rigore, forse al limite, forse c'era, forse non c'era, ma non lo voglio discutere, un contropiede e partiamo a 2-0, poi noi facciamo 4 palle gol e non li mettiamo dentro, alla fine nel secondo tempo facciamo il 2-2 da un fallo nostro su Fernandez, la palla arriva all'attacco e da un rigore inesistente sicuramente al Mazzara e fanno il 3-2 all'80° e la pareggiamo e poi la possiamo pure vincere. Cosa devo dire? I ragazzi si sono impegnati, ce l'hanno messo tutto, il gruppo c'è. Certo, è una battuta d'arresto molto forte perché qua dovevamo prendere i 3 punti per uscire dalla zona bassa. Non è finita, si deve lottare partita per partita e speriamo che la fortuna un pochettino venga dalla nostra parte, perché in tutto il campionato la fortuna non ci è assistita diciamo abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa, però facciamo delle belle prestazioni e poi facciamo un pareggio. Oggi facciamo 3 gol, tutti gli altri pareggi erano 1-1, 0-0, la partita la rimontiamo, al finale si poteva pure vincere. C'è un po' di rammarico, però testa bassa e pedalare, andiamo ad Aspra e cerchiamo di andare a fare il risultato ad Aspra.